Quarta corsa, premio IPUB di Casei, una condizionata per 3 anni, non vincitori di 3.000 euro in carriera. Sono 11 al via dopo il ritiro del numero 6. 1 Bajaro BR, Antonio Greppi. 2 Bora Ducras, Alessandro Gocciadoro. 3 Boema, Michela Racca. 4 British Matley, Emanuele Migliori. 5 Bomsi, Roberto Andreghetti. Seconda fila 7 Bloom degli Dei, Antonio Di Nardo. 8 Bella Senzanima, Ettore Vairani. 9 Brigante, Salvatore Valentino. 10 Beshir Mou, Marco Basile. 11 Bulux Very Nice, Roberto Vecchione. 12 Batman Matley, Marco Stefani. Vediamo problemi per il 9 di Brigante, anche Bella Senzanima. Stacco della macchina, veloce, Bajaro BR cerca di contenere Bora Ducras, poi British Matley con Emanuele Migliori che si butta subito alla corda e cerca di prendere la schiena del battistrada. Insiste all'esterno Bora Ducras sul tedesco di Antonio Greppi, intanto i 200 veloci in 14,9. Al posto per mettersi sotto Alessandro Gocciadoro, ma preferisce andare dritto con la figlia di Varen. Numero 7, ma Bajaro Brum BR degli Dei, corre davanti. squalificato. Alla fine desiste Bora Ducras e si accoda. Numero dopo 400 5, metri. Boom SI, squalificato. In 29,8, intanto fioccano le squalifiche. In terza posizione è British Matley a precedere Boema. Tanto arriviamo al paletto dei 600 passato dal figlio di Marajà in 46 scarsi. Seconda la corda sempre Bora Ducras, di fuori c'è Roberto Vecchione con Bulux Very Nice, British Matley, Boema e di fuori anche Batman Matley. Sono rimasti in 6. Giro in 1-1-1, 15-2 la frazione qui davanti alle tribune, prosegue in vantaggio Bajaro. Il tedesco di Antonio Greppi, allenato da Robert Grammüller, che conduce, arriva al chilometro in 1:16,9. Bora Ducras sempre seconda alla corda con numero ai fianchi 3 Boema, Bulux Very Nice, squalificato. terza alla corda British Matley. Intanto problemi anche per Boema, di fuori è Batman Matley. Quintetto compatto, 15-2 la retta numero di là. 9 sempre in Brigante, controllo Bajaro squalificato. su Bora Ducras, ma Bulux Very Nice ora intensifica la sua pressione all'esterno, poi vicino anche Batman Matley, ancora tutto da giocare. A poco più di 200 metri dalla conclusione sembra ancora in vantaggio Bajaro, che prova l'allungo. Bajaro BR su Bora Ducras e Bajaro BR viene a vincere molto bene con Antonio Greppi, seconda Bora Ducras, al terzo Bulux Very Nice davanti a Batman Matley. 1:15,8 la media al chilometro per questo Bajaro BR, un figlio di Marajà del signor Johan Holzfappel, del Robert Grammüller. Ci ha preso gusto Antonio Greppi con questi cavalli che vengono dalla Germania e viene a vincere anche con questo Bajaro BR da battistrada e favorito, anzi controfavorito. La quota finale di 2,05 sull'avversaria Bora Ducras, che comunque è buona seconda davanti a un altrettanto valido Bulux Very Nice.